Tre, due, uno, Siusi e Patrizio. News. Tante notizie per voi dal mondo e dall'Italia. Sì. Prima notizia importantissima. Dai, dilla, che così non ci pensiamo più. Esatto. Guiglia, sapete cos'è? Il balcone della pianura padana, Sì, provincia di Modena. Provincia di Modena, sopra Vignola, prima di Zocca, la patria di Vasco Rossi. Guiglia. A Guiglia, al castello, perché c'è un castello, verrà proiettata all'interno di questo premio letterario, che è appunto un premio che si chiama appunto Guiglia sorride, perché è un premio ironico sulla scrittura ironica, eccetera. Verrà proiettata La signora Matilde, che è un documentario, una docu-comedy, esatto, che ha me come protagonista, diciamo. Ecco, chi è la signora Matilde? La Siusi. Signora Matilde, allora, di Marco Meluso, Diego Schiavo, c'è questo filmato sulla storia di Matilde di Canossa, che non è mai stata così moderna, è un personaggio. Tra l'altro lo dico, è interessante perché si parla indirettamente di tutta la zona, esatto, quindi la storia, esatto, ti manca solo da dire il giorno. Giusto, vero, il 20 luglio alle dai. 18. Pensa, se non lo diceva. Vabbè. Posso andare avanti? Sì, dai. Allora, vi piace, cari turisti, il lago di Garda? Sì, ci andiamo in tanti, c'è chi dice addirittura che ci vanno 20 milioni di turisti all'anno. Io ho trovato dei numeri diversi, ma insomma non c'è problema. Comunque tutti i turisti che vanno sul lago di Garda bevono, si fanno la doccia e fanno la cacca, va benissimo. Come funziona il lago di Garda? Il lago di Garda ha un fiume emissario e questo fiume sarebbe il Mincio, modestamente. No, lo dico perché io sono nato proprio sul Mincio, va bene. Ma in genere danno poca acqua al Mincio, hanno il braccino corto e quindi, essendoci poca acqua nel Mincio, il Mincio non si depura e le sue rive non... Vabbè, basta, abbiamo capito, è una questione ecologica. E quindi cosa proponi? Propongo, non io, ma il tavolo del Mincio, che riunisce tutte le associazioni della zona, lancia un appello. Vedete qua sotto il modo con cui potete sintonizzarvi con questa iniziativa. Quindi andiamo pure sul lago di Garda, facciamo pure la cacca, però almeno pensiamoci a queste cose. Pensiamo al Mincio che deve avere l'acqua. Ci vogliamo pensare, che discorso ci dobbiamo pensare? Dobbiamo avere i depuratori, le cose, le biologiche, le cose così. Sì, ma poi ci vuole l'acqua, ci vuole, come si chiama, il flusso minimo vitale per tenere vivo il Mincio. Quindi il Garda non sia egoista, dia più acqua al Mincio. Va bene. Al via anche il Tuscia Film Festival, che quando si parla della Tuscia veramente è un posto meraviglioso. Dal 12 al 20 luglio a Viterbo e nel Sacro Bosco di Bomarzo. Il Bosco di Bomarzo che unisce strutture archeologiche vere, antiche, con quelle costruite nel 600, ma sempre con uno spirito esoterico, quindi è come andare, nel mondo delle meraviglie. E tra gli ospiti di questo Tuscia Film Festival ci sarà il 18 luglio anche Enzo Dalò, che è un regista di animazione molto importante, che presenterà in piazza San Lorenzo la sua ultima opera, Mary e lo spirito di mezzanotte. E quindi i biglietti sono a disposizione per il programma, andate sul sito che vedete qui. Al 26 luglio al 4 agosto l'Umbria ospiterà la 37esima edizione dell'Italian International Balloon Grand Prix. Ma dai! Nelle valli di Gualdo Cattaneo e Massa Martana. 100 equipaggi che vengono da 22 nazioni. Con i palloni! È il festival delle mongolfiere, certo. Mongolfiere, comunque, bello! L'evento principale, è l'unico nel suo genere in Italia, sarà il 28 luglio alle 20:30 all'aeroporto di Foligno con il Night Glow. Tutte le mongolfiere che saranno gonfiate al tramonto, una cosa bello, poi bellissima. la mongolfiera con il fuoco sotto è meravigliosa. Benissimo, allora il nostro amico Cantarella
cosa ho fatto? Al tuo amico viaggiatore compulsivo? Sì, è lì, lo vediamo, credo che sia a Trapani. Ciao Siusi, oggi sono a Trapani. Anch'io! Che ci fai qui? Sì, siamo a Trapani col viaggiatore seriale e oggi vi raccontiamo Trapani. Questa è la cattedrale di San Lorenzo, però ce la facciamo raccontare da Chap PPP. La cattedrale di San Lorenzo è la principale chiesa cattolica di Trapani. Questa è La torre dell'orologio. e anche la porta oscura. Perché porta oscura? Ci sarà un mistero. Cerchiamo di scoprirlo. Questa è porta oscura? Questo è Palazzo Covano, che è la porta oscura che sono. Ah. È chiuso. Ma non è questa. Chap PPP non ha ragione, sempre. Hai ragione, sembra che ci sia stato un errore. Questa è porta oscura e questa è la torre dell'orologio. Sì, è bellissimo qua. È dietro una porta delle botteghelle e questo non ce l'ha detto Chat PPP. GPT, lo so come si dice, chiaro, però mi piace Chat PPP e vi salutiamo da Trapani. Siamo a Trapani, vero? Siamo a Trapani, sì. Quando viaggi non sai mai la mattina dove ti svegli. No, potremmo essere dappertutto. Con lui poi addirittura. La grande muraglia. Sulla grande muraglia, cioè da qualsiasi altra parte. Hai capito? Vabbè. Sì. Cioè- No, ma ha insegnato tutte le cose sul chat GPT, poi a un certo punto ci siamo rotti e abbiamo pensato che invece insomma possiamo raccontarlo direttamente. Il Green Road Award 2024. Tomo. In pratica l'Oscar italiano del cicloturismo premia le ciclovie più belle. E allora, prima classificata la regione Friuli Venezia Giulia con la ciclovia pedemontana, seconda la Calabria con la ciclopedonale della Val di Neto, Sì. e poi terza la provincia autonoma di Trento con la Green Road e tante altre. Siamo diventati la patria Dei ciclisti. sì, dei ciclisti, Del cicloturismo. e per fortuna di queste piste ciclopedonali, Sì. che sono finalmente le infrastrutture per un turismo lento che ci mancavano. Beh, ce l'abbiamo fatta perché da tanto tempo che noi ne parliamo, no? Con Italia Slow Tour, appunto il nostro sito dove abbiamo centinaia di percorsi che abbiamo fatto in vario modo, a piedi, in bicicletta, a cavallo e anche, anche in macchina possiamo dire. Bicicletta con pedalata assistita. Sì, in macchina elettrica. Vabbè, vai avanti, dai. Va bene, allora, pensionati per caso. Pensionati per caso, sigla! È già ripartita in Campania la seconda edizione del progetto Anziani Guide della Storia in Tour. Bellissimo. Bello, no? Certo. Promosso da Ada Campagna e da Will Pensionati. Il programma coinvolge gli anziani come guide turistiche, illustrando le bellezze archeologiche e paesaggistiche della regione in 6 tappe. Le visite includono Benevento, Avella, Santa Maria Capua, Vetere e Summonte e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e il Parco Archeologico di Pestum. Tutti posti meravigliosi! Questi pensionati vanno lì e raccontano e il progetto mira a contrastare l'isolamento degli anziani. Ma continuiamo a parlare di cammini Sì. e di appuntamenti per l'estate. Vi segnaliamo che dal 15 al 19 luglio Sì? c'è questa iniziativa che si intitola Alla scoperta dello Stelvio, edizione inclusiva, sottolineo. Sono 4 giorni di escursioni semi-itineranti per ragazzi dai 16 ai 19 anni. I giovani potranno esplorare naturalmente il Parco Nazionale dello Stelvio, storia, natura, c'è di tutto, ma la cosa importante è che ci sono dei cammini accessibili ed è adatto questo cammino anche a persone con difficoltà sensoriali. Allora, a proposito... Chi sono gli organizzatori? Lasciamelo dire perché li conosciamo. Sì, a proposito- Sono gli amici di Noisy Vision, che sono quelli che hanno organizzato anche delle veleggiate accessibili proprio su Adriatica. Certo, abbiamo avuto anche degli amici non vedenti. Ma... E insomma l'inclusione è importante anche per noi vecchi pensionati, no?
Ma che pensionati? Lo sapevo. Ma che pensionati I pensionati tristi per caso. che devono ma siamo Sì, ok, va bene, mi ha cioè, capito. il massimo, perché ci abbiamo tempo, pensione e tutto, insomma. e possiamo solo godercela. Va bene, d'accordo, dai. Alla prossima. Siusi e Patrizio News.